carabinieri, ma gli stanno venendo. Ragazzi, noi siamo usciti a Scampia e guardate qua. No, non ve la posso far vedere ancora. Porco! Vai, devo farlo! Che... La città mi scambia, è paura, l'R1. Ma sei un troglodita! Che mi parti. No, ci ingarrate una parola. Ma non vi potete ma così in mezzo a una via a 90 anni mo. Non può essere cattivo, però non manca c'è, ma guarda chi se ne ha guardato non manca. Camminato come se tutto è normale. Abituato a portare cavallo nonno, giustamente, viene nel medioevo. Un'altra, eccola, che non ha guardato proprio, vediamo l'età media, 95 anni, guardiamo, sicuro. E infatti, eccola, non ha guardato minimamente, è uscita senza guardare. Later. E insomma sai, è bello, lì all'accia appunto allora. Ah, grande, si è casato! Grande! Ragazzi, noi siamo usciti a Scampia e guardate qua. No, non ve la posso far vedere ancora, ci siamo portati le pistole. Vabbè, per forza ragazzi, quando si viene qua bisogna essere armati. Siamo entrati in terra nemica ragazzi, quindi adesso cattivi e veloci perché dobbiamo far paura ai ladri. Ci stiamo cacando sotto. Dove si va per andare? Dove dobbiamo andare? Quella è la gente che ha paura di noi, si pensa che stiamo andando a fare una stesa. Nel gergo della camorra, violenta azione di intimidazione consistente nell'attraversare velocemente a bordo di motorini le vie di determinate zone cittadine, sparando tutto intorno con l'effetto di costringere le persone a stendersi per terra. Tu sei pratico della zona! Dentro le vele, vale. Per arrivare là come si va? Lo sai tu? Vai allora, io non la conosco la strada. Non sono della zona, la comprava a Rione Traiano. Ah no. Che se esplode si incendia. Ah no. Che se esplode si incendia. Ma qua è enduro cittadino. Uè, guarda com'è slitta. Il coraggio ragazzi di mettere il TCS a 0 ancora non ce l'ho avuto. Ma più che altro, vi ripeto, non per una slittata così è gestibilissima, basta aprire e chiudere, lo facevo con la 09, l'ho fatto, lo faccio con tutte le moto, ma con questa ho paura. Un piccione morto. Comunque oggi è sabato, come al solito andiamo alla Nigre, però stiamo venendo a fare delle riprese sotto le vele, perché vabbè a Luca ragazzi gli piacciono le vele, gli piace il mood, e però ci sono anche tanti ragazzini che mi seguono ed è bello dai portarli a vedere un poco anche di quello che è lo sport del motociclismo un po' più corretto. Non è che non ci piace impennare o altro, però le protezioni, fargli vedere che cosa vuol dire indossare un guantino, una scarpa tecnica e fare le cose più in sicurezza possibile, anche per noi stessi, perché poi uno rischia di farsi male. Massimo, questa gomma non è fatta per andare a posto, mo? Tutto a posto, ma proprio la moto non è fatta per... No, ma la gomma è la moto. No, ma calcola, guarda cosa c'è scritto sopra pure su quella di Manuele, che non devi superare i 170 km/h con quella gomma, che monta di sé. Ragazzi, queste sono moto che nascono per viaggiare, ma sullo sterrato. Cioè i 200 li fa sullo sterrato. Perché non si alza? Già mi hai visto? Sono scesi armati. La città mi scambia, è paura, l'R1. Ma sei un troglodita! Vabbè, questa è la posa, adesso voglio fare un attimo un'impennata con questo coso, voglio vedere come va. Non si alza, ma come hai provato a sfizionarlo? Di seconda, ma quanti giri? Che se sta alto di giri non te lo fa alzare. Lo devi tenere in basso, fratelli. Questi non hanno la frizione come la nostra. Devi alzarli in basso e poi te li devi portare avanti. Madonna mia che bello il mezzo all'enduro ragazzi! Finalmente posso criminare sciaracchio per Napoli! Io devo provare a fare qualche salto mo. Allora il manubrio è leggermente storto.
Madonna mia, che bello, io devo fare i salti da qua sopra, mo. Devo iniziare a saltare qualcosa adesso. Tipo che esco qua, saltando in pinno. Ma si fa male, si fa male, vai, non è una bicicletta, eh. No, fa male chi si è partito malamente proprio. Scusami, no, solo perché anche là è pure in motocicletta. Scendi! I carabinieri, ci stanno venendo. Ci stanno venendo a fermare 100-100. Oh, non vi parcheggiate qua, andate, devo fare una cosa. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, li spoilerò un bel po' di cosucce. Inoltre, se non siete iscritti qui su YouTube fatelo, è gratis. Oh, sparami una scasata dalla mia moto, scasa! Però sai che cosa mi preoccupa? È Cantini Bar. A scivolata qua la piglia se faccio troppo il cazzo. Sì, no, stacco tutto io, ABS, traction control, no, tutto spento. Madonna mia, quanto salta bene sta cessa! No, non sto nel mood giusto, ti dico la verità. Quando non te la senti una cosa, meglio evitare. No, che sto sbagliando mo con quello che è pesante, che se che là metti chi in mano, mi sento troppo sicuro di fescimità, eh? No, non sono partito con la testa, capito? È già partito in coppano così. Vieni a fare il giro, eh? Ti porto a fare il giro però con questo. E c'ho il genitori tuoi. Sei davanti, eh? Volete venire a fare video con loro? Mo veniamo. Sono famoso. Va, accetta, va. Leva i piedini, mo. Mettili sopra i miei, Mamma mia, lei mi dice che da una parete. Ti piacciono i video? Sì. Io mi sto divertendo a sudare oggi. Mette paura troppo in terra, te lo giuro, mannaggia pure. Perché è sciule, la ruota non la tenere. A fila. Adrenalina pure, ragazzi, il Touareg. Guarda come sei bello col casco. Sei molto più sistemato, eh? C'hai pure la telecamera, completo. Ci manca un giubbino, ma come non fa niente. Poi sali dietro, poi sali avanti. Sali dietro, ti senti criminale, sali dietro, va. Zingarello, bellissimo. Una scognizza. Later. Ho bucato la gomma, penso. O ha sparato o abbiamo bucato una gomma. Ha risposto pure. Perché devi sporcare? Ma che le sono facendo in merda, non vuole nessuno. Allora, se ci sta gente in merda, tu perché devi sporcare ancora di più? È inutile che ammacciate le camere, bucchina. Lo sai, che ti stai ripigliando. E quindi ma quello che hai fatto, che senso c'ha? Spiega, ma ripetito tu. È una scemità. Questa è terra tua, è casa tua questa. Se tu pensi che casa tua può essere sporca e che la gente non la cura, sei tu in prima persona che la devi curare, ti trovi con me? A few moments later. Porco! Guarda là che bullone, ce ne si fa. Si è bucata la gomma. Valentina Piazza, come si chiama? Un bullone. Un burlone così. No, bullone. Quanto hai guadagnato in 5 minuti qua fuori? 5 minuti, 10 euro. Solo 10 euro, non ti credo che così ci fa. Non mi accompagni nella mia casa. E non posso, ci ha portato a fare bucatura. Sei picciata così. No. Porco Giuda, si è bucata la ruota del Touareg, appena ritirata, però sapeva già si dovevano cambiare. Che sono quei due? Sembrano tanto poliziotti qui. No, stavo cercando di... Che cazzo si volete a fare? Oh mamma mia, via. Andiamo a fare sta bucatura, ma prima che giuro chi sta. Stanno chiusi, fratelli. O fruttaiolo, fratelli.
One eternity later. Ma ne siamo passati dove annanzi? Siamo passati annanzi, non l'abbiamo visto proprio. Mi diceva sulla testa. Cioè sono 10, 7 cm, 8 cm di 7 cm, quanto è sto? Ma penso 5-6 cm, Siamo metro. Oh, io ce l'ho, aspetta, ce l'ho io. Oh, è 5 cm. Oh, mi avvio perché sennò a me si azzecca la moto, dai! Sta a 110 gradi! Non vuoi dire niente, giustamente, bravo. Pensavo volessi di pure qualcosa, dai. Cioè, giri senza guardare, stai nel traffico e ti stai infilando. Guarda, questo mi preoccupa di Napoli, perché vai a vedere sicuramente non c'era né assicurazione né niente. Ma controlliamo direttamente. Mannaggia DTEO Az. Qua comunque veramente sì, è senza legge. Secondo me non è nemmeno assicurato. E quando poi vedi, la paura mia è, uno di questi ti viene addosso, ma come te la ripaga una carena che costa un botto di soldi? Soldi! Questo non guarda. Anarchia, che bella l'anarchia. Come la questione scarico, qui lo scarico è relativo, non se ne fregano proprio degli scarichi, ma è l'ultimo dei problemi qua lo scarico. Tutto bene ragazzi? Noi siamo diventati un po'. Scusate zio, se voi attraversate con il verde però nostro, il problema ce l'avete voi. Madonna mia, madonna, sta buona, Questi fossi, strade distrutte. Guarda qua, Alessio si starà consolando col mio Tuareg a prendere tutti i fossi, perché è bellissimo, proprio per questo l'ho presa. Dovrò fare i video in tutti i fossi di Napoli adesso. Bisogna lanciarsi, cara, pure tu ti stavi lanciando per strada, ma perché? Nessuno mi risponde. Pedoni, dovete attraversare con criterio anche per la vostra vita, soprattutto quando non attraversate sulle strisce, ma più che altro proprio per la vostra vita. Cioè no, invece attraversate senza guardare coi bambini mentre il semaforo è verde, come se tutto fosse normale. Bene, come li vuoi insegnare a questi ragazzini? Cioè, quel ragazzino di prima ha bisogno semplicemente di qualcuno che lo indirizza, come avete visto anche da queste clip. Cioè, se uno gli spiega le cose, lui si mette là, è educato, capisce, cioè è intelligente, non è stupido e impara a vivere. Il problema è che qua nessuno ce lo insegna. Vedete come fare le rotonde? Io mi sono fermato, ma si fermano loro nella rotonda e questi che dovrebbero fermarsi non si fermano. Il problema è che qui nessuno insegna niente, non ci sono le autorità, non mi dite che è la gente. E quindi Borrelli, invece di pensare a fare il cazzo sui social, sfruttando la mediaticità di contenuti che non sono nemmeno tuoi, Luca Bete e tutti gli altri, cercate di fare qualcosa per Napoli di diverso. Iniziate ad andare a vedere perché abbiamo un corpo di polizia municipale carico di poliziotti e deve andare Borrelli a fare i video fuori da Mergellina per far spostare le macchine o far togliere le cose abusive. C'è qualcosa che non quadra? Borrelli, se sei tu a fare il lavoro di un poliziotto municipale e prendi 15.000 euro al mese, vuol dire porchetta vacchetta che devi andare a controllare la municipale, non chi parcheggia le macchine in seconda fila, perché quelli lì vanno sanzionati se il poliziotto municipale in quel momento sta facendo il suo lavoro. Ma se non c'è nessuno a fare il suo lavoro, non sei tu a fare il suo lavoro, perché prendi 15.000 euro al mese, vedi, poi la gente ci svolta addosso e ci ammazza. E sto andando piano, non dite che stai correndo, stavo a 20 all'ora, stavo parlando. Andate a fare in arrabbiato adesso per queste cose, ragazzi, perché veramente è bruttissimo vedere un ragazzino così cioè nel senso, non che gli possa mancare qualcosa, però si vede dai che non è seguito. Ma è corso di secondigliano, è così. Che impari a guidare, visto? Impari a guidare. Le scimmie, hai detto bene, quello stavo dicendo in via. È quello che mi fa rabbia, che non c'è niente che controlla nessuno. E quindi i bambini come volete che crescono? Una strada. Il problema è che ragazzi dovete pensare che vi tagliano la strada qua, non se ne fregano. No, ma io mi sono stato a prendere, ma tutto quanto, boom. E se no si buttano avanti qua. Pertanto non ha fatto una Allora stiamo scendendo per le bu. pertanto non ha preso una macchina di faccia perché il motorino gli ha tagliato la strada. E ragazzuoli, dopo la pausa Mac, come al solito, direzione Anicre, siamo anche sul laghetto, c'è un bel po' di gente, abbiamo incontrato qualcuno strada facendo. Oggi il lago è calmo, bella giornata, c'è un sole che si scioglie, si può dire, e dobbiamo solo divertirci, dai. Oh, vabbè, si è sudato, vabbè. Che figura.
Dimmi tutto. Fa comunione 26, faccio. Vai. Si chiama Giovanni. Giovanni, un bacione per la tua comunione. Sei un grande. Grazie, frate. Brasi! Io per questo amo questa moto! Wow! Voglio buttarmi nella terra, l'ho detto che l'avrei fatto e lo faccio, ragazzi, non mi interessa. Voglio buttarmi dentro questa terra, non mi interessa. C'ho le gomme finite. Porca vacca quanto cammina questa moto. Voglio metterci il tassello, ragazzi, non vedo l'ora di metterci il tassello. Tutte e due me l'hai portata, va, nuova. Ma questo è pazzo, lo direi anche io, tranquilla, non ti preoccupare, hai perfettamente ragione. La colpa però sai chi è De Alessia. Ma quando mai? Cristian. Grazie. Fai una bicicletta, credi? Non vedevo l'ora, ragazzi. State in duro. Si chiama domenica. Che cosa? Si chiama domenica, aspetta, Che figura di merda. Ma allora non è frate, non è manco cucina, chi mi può fare mannaggia la cura? E te cucina, ma pensa io non, come funziona? Allora mo sfottere allora, come ti chiami? Vieni qua. Domenico, si stanno vendendo i saluti questi qua, io già lo so, ti voglio bene, un bacione, buona comunione, è il terzo che mi fa fare, ti voglio bene, che vuoi? Se li sta vendendo, io già lo so, ha fatto il Domenico, poi ha detto Andrea, poi ha detto Giuseppe, mi sta dicendo tutti quanti i nomi, perché così poi dopo prende 5 euro. Quando ti ha chiesto? Fammi sapere quando ti ha chiesto su Instagram. Io sono innamorato di sta motocicletta. Sono più contento che l'R1. Sono una persona che ti vuole salutare. Allora, mi avete rotto il c***o, te lo posso dire questi telefoni. Ah. E vaffanculo tutti qua. Ciao! Caro, ci possiamo fare una foto? Anche tu ti metti? Guarda che ti metto su YouTube. Vieni, caro, facciamoci la come coda, non vuole uscire nei video, me lo faccio sempre, me lo faccio. E lui Valentino Peppi. Piacere. Io penso che faccio la testa tanto a lui che chiamato. Tutte le altre chiamate, questa è la più definita. Fra, è troppo bella, l'unica cosa è piena di polvere, la devo portare a lavare assolutamente. Ma sei tutti i sabati qua? Sì, tutti i sabati veniamo. Da vicino sei altissimo comunque. Ma tutti quanti me lo dite. Oh, ma vuoi pigliare questione? Vai, devo farlo! Ma con questa non puoi stare tranquillo. Ti chiama proprio l'essere criminale che è in te, Oh, cammina, fra sta, ma quanti cavalli è questa? Si sente. Mamma mia, se vola! Quanto spinge quella macchina? Bravo, vola! Un bacio, amo! Io questo voglio iniziare a fare, a mangiarmi i marciapiedi. Oh, guarda questo lo uso per saltare. Oh. Toto. C'è il video di questa impennata! Bella perché mo me la sono messa proprio a candela, fammi vedere!
Spaccato. Oh. Ma ci siamo cari la gefronata di botto che mi ha cagato sotto, ha detto lo che. Tengo a bicicletta. Ciao mamma, c'ho la bici. Ciao bros. Vai. A put... Che bello vedere la gente felice quando fai i drink. Non vedo avanti, porca vacca, la devo abbassare, voglio, non vedo avanti. E Miami, ma faccio che lo fate? Carico. Sì. Mamma mia, da la bici. Si vuole fare una foto. Certamente. Facciamo. Dammi un secondo che la parcheggio, vedi? Ti sei messo qua, mi hai rotto le palle, capito? Gianluca, sei una m***a.